Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Torna al Malaspina di Palermo il minorenne accusato dello stupro di gruppo al Foro Italico. Il giovane era stato collocato in comunità, ma il GIP ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dalla Procura. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana ha definitivamente assolto l'ex dirigente generale dell'ARPA, Francesco Licata di Baucina. Non ci sarebbe stato alcun danno erariale, l'assunzione era regolare. Arrestati 2 stranieri per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. I soggetti sarebbero stati individuati quali scafisti dell'imbarcazione a vela con a bordo 70 migranti, partita dalle coste turche e sbarcata ad Augusta. Un animalista ha tentato di aiutare un cane legato con una corda ad una ringhiera e lasciato sotto il sole cocente, ma sarebbe stato picchiato a colpi di catena dal proprietario dell'animale. È successo a Monreale, in provincia di Palermo. In conclusione il meteo, domani 25 agosto la Protezione Civile siciliana comunica l'allerta gialla nelle province di Catania, Messina, Caltanissetta, Palermo ed Enna. Temperature stabili con punte di 34 gradi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci!